Un sabato pomeriggio d'autunno ero a casa e guardavo la televisione. Zappando tra i canali mi soffermai proprio su canale 34 che trasmetteva una nuova trasmissione musicale chiamata Casa Cimarosa. Il nome del gruppo era Quartetto Domenico Cimarosa, omaggio al musicista aversano di metà Ottocento. Guardando questa trasmissione, il resto poi lo leggerete sul libro, e sentendo il sound di questo gruppo mi affascinai e tra me e me pensai, ma sarebbe bello se un giorno potessi far parte di questo gruppo. Il destino era segnato. Uno degli elementi dei Cimarosa, e precisamente Gennaro Marzullo, uscì dal gruppo e ci fu la necessità di sostituire un chitarrista e di trovare un cantante. E Cesare Verde pensò a me, chiamò il mio maestro catalano e io andai a casa di uno degli elementi dei Cimarosa, Peppe Barone, a fare un provino. Cantai Reginella ed entrai a far parte dei Cimarosa. Ci fu un episodio molto divertente alla fine di questa esibizione, quando ci salutammo e fissammo gli incontri per provare. Uno degli elementi praticamente mi disse, ma in dialetto napoletano, io pensavo che fosse più una schiappa, insomma, no? In realtà era un complimento, lui voleva dire mi sei piaciuto, però non me l'aspettavo, probabilmente perché chi era passato prima non era stato adatto a quel sound. E oggi qui con me c'è proprio lui, Nicola Natale. Grazie. Nicola Natale che abbiamo trascorso più di 25 anni insieme col gruppo Cimarosa ed uno dei fondatori dei Cimarosa. Vorrei che tu però raccontassi un attimino come è nata poi Cimarosa già prima di me, perché io sono entrato 8 mesi dopo dei Cimarosa. È stata tutta una combinazione, perché io innanzitutto non suonavo strumenti a plettere, ero appassionato, sì. Tu suonavi il basso elettrico? Io sono sempre... E contrabbasso? No, il contrabbasso poi lo so dopo, perché l'hai studiato? L'ho studiato, insomma, ero ragazzino, insomma, avevo 23-24 anni, insomma. Eravamo tutti ragazzini. E comunque, niente, un giorno incontrai Pasquale Mormile. Io tornavo da Teheran, dove ero stato per 6 mesi, con l'orchestra di Renatino Group. Incontrai Pasquale e Pasquale mi disse, Nico, senti, che poi ci conoscevamo a malapena, giusto per così. Qua stiamo parlando del 1974. E lui mi disse, senti, io sto andando a fare una prova con un gruppo alla chiesa di San Vitale a Fuorigrotta. Andassi con Pasquale e conoscessi e conobbi questi altri ragazzi che erano Gennaro Marzullo, buonanima, uno dei primi chitarristi cantanti dei Cimarosa, che lui era amico di Peppe Barone e quindi insieme avevano formato sto duo. Era una cosa, erano molto affiatati perché vocalmente andavano bene. Sì, perché loro si erano inventato questo contrappunto vocale che solitamente... Che poi è stato il nostro sound. Esatto, insomma. È stato poi la nostra chiave. La chiave e quindi da qui praticamente avete formato... abbiamo formato, c'era i Dixie, loro mi invitavano, ma perché non sono i Dixie? Che sono un basso, insomma... Pasquale, avendo il papà mandolinista, anche lui, oltre alla chitarra, suonava il mandolino. E quindi pensò di darti a te il mandolino, no? No, il mandolino no, perché dissi io ho la mano troppo grande. Quindi la mandola. Tutt'al più possiamo vedere un mandoloncello, una mandola. E così mi ritrovai in questa situazione. In una selva oscura. In una selva oscura. E incominciamo a provare, a vederci qualche volta, a vedere dei pezzi. Non c'era ancora un nome. Come è nato il nome Cimarosa? È nato perché ognuno di noi aveva un nome differente da proporre. Io credo molto al destino di queste cose. L'unico che pensò a Domenico Cimarosa fu proprio Gennaro Marzullo. Noi decidemmo di mettere, ognuno di noi fare un bigliettino, metterlo in un cappello
sorteggiare il nome. Sorteggiare il nome. E tu che nome mettiste? I Chiuppielli. I Chiuppielli, che poi in napoletano c'è tutto un detto che non lo diciamo perché noi siamo persone per bene. Scherzava, noi vabbè, lui gruppo siamo stati bene. No, tu sei stato sempre folcloristico. Era sempre un continuo scherzare, cioè si faceva seriamente la musica ma scherzando continuamente. Certo. Dal sorteggio uscì fuori Domenico Cimarosa. Fummo d'accordo tutti quanti perché innanzitutto Domenico Cimarosa era stato uno il dei capostipite della canzone della scala napoletana, dell'opera buffa. Loro in effetti facevano opera buffa e Cimarosa e lì nacque la famosa scala napoletana che poi oggi viene usata in tutte le canzoni classiche napoletane. Questo nome ci ha portato fortuna. Facemmo questo concerto al Circolo della Stampa e conoscemmo Cesare Verde. Cioè lui ci aveva sentito e ci portò. Ti portò il padre. Portò il padre. Il padre rimase entusiasta, insomma, della situazione e ci incominciò a proporre, ci volle produrre. Certo. Poi avemmo la fortuna di incontrare te e questa fortuna, insomma, riempì un poco degli spazi. La vera svolta è stata quando è entrato poi Franco Smeraldo nei Cimarosa. Franco Smeraldo, che poi è stato quell'elemento portante che è stato. E io poi tutto questo lo racconto nel libro 29 settembre 1953. Con Cesare Verde facemmo il primo disco, I Cimarosa parlando d'amore. Questo è stato il primo disco che è uscito e che ha avuto un buon successo all'epoca. Diciamo che loro già avevano messo le basi, mancavano solo le voci, quindi quando entrai io è uscito questo prodotto. Questo lo produsse Cesare Verde. Trovò un discografico romano molto bravo che credette in noi, insomma, e fece un'enciclopedia della canzone napoletana, un'antologia della canzone napoletana che sta ancora nella storia, e sono questi 3 dischi che sono anteprima, proposta e contrappunto. Eccolo qua. Lo incidemmo a Roma, alla Titania. Ci divertimmo tantissimo, che stemmo quasi un mese a Roma. Quando eravamo tutti insieme eravamo veramente irrecuperabili, veramente ci cacciavano dagli alberghi. Proprio ci cacciarono dagli alberghi. Ti ricordi una volta alla settembrata una Caprese, perfino il povero Cesare, che era un uomo che ci capiva, perché noi eravamo giovani, Nicola, diciamo la verità, quando ci presentavano 5 giovani napoletani. Oggi purtroppo non ci presentano più così. Insomma. Noi incominciamo a fare diverse serate, però ce ne fu una che noi veramente fu la consacrazione per noi a Napoli, quando suonammo al Cilea con Beppe Grillo. Questa è la nostra prima. Allora si portavano gli adesivi, infatti si attaccavano dappertutto per farci pubblicità. Abbiamo avuto articoli infiniti su giornali, Il Mattino, un po' tutta la stampa nazionale, Corriere della Sera, insomma. Abbiamo portato per anni la tradizione della canzone napoletana nel mondo. Franco Smeraldo, Pasquale Mormile, Nicola Natale, Peppe Barone e questo angioletto qua dietro sono io. Probabilmente, Nicola, ci sono tanti rimpianti, avremmo potuto fare molto di più, forse nemmeno noi eravamo tanto consapevoli nei primi anni. Musicalmente l'avevamo presa seriamente, però non ci siamo mai resi conto di quello che stavamo facendo e non abbiamo veramente mai pubblicizzato e propagandato, se non fare le solite trasmissioni televisive grazie a Domenica In con Pippo Baudo, e lì ne abbiamo fatte tante, che poi abbiamo fatto 3 edizioni di Domenica In, tante di Maurizio Costanzo Show,
e tante trasmissioni su Rai 2, Rai 1, Mediaset. In effetti poi noi negli anni abbiamo anche scritto delle canzoni inedite che abbiamo pure inciso, infatti questo LP qui si chiama proprio A Strada Nova, e quindi diciamo che poi la televisione aveva individuato in noi Cimarosa gli ambasciatori della canzone napoletana, quindi ci chiamavano proprio per fare la canzone napoletana. Mi ricordo una trasmissione a Napoli quando Domenica In fu trasferita a Napoli che presentava Alba Peretti e Toto Cutugno, ci commissionarono proprio un brano a casciaforte perché quella puntata parlava dei soldi e quindi ci dissero di preparare a casciaforte. Quindi diciamo che i Cimarosa erano chiamati per proporre la canzone classica napoletana. Con i Cimarosa abbiamo talmente fatto tante serate, tanti live, che poi eravamo più insieme noi Cimarosa che con le nostre compagne e le nostre mogli. E quindi noi quando eravamo insieme veramente diventavamo dei ragazzi, ma degli scugnizi, ma proprio degli scugnizi. Soprattutto nei lunghi viaggi. Nei lunghi viaggi poi ci raccontavamo delle storie anche un po' piccanti, ognuno di noi inventavamo pure, devo dire la verità, Nico. E poi chi era nuovo entrato che non ci conosceva, se le credeva veramente. E a distanza di tempo poi ci facevano le domande, ma è vero che poi tu quella volta? E noi abbiamo sempre detto di sì. Ad Anacapri, se ti ricordi, un giorno praticamente dopo pranzato andammo nell'albergo il Cesare Augustus e ci rilassammo un attimino. Nicola si addormentò, proprio sprofondò nel sonno, perché ovviamente noi la sera dopo suonato andavamo in giro per Anacapri a divertirci il più possibile. Quel pomeriggio Nicola crollò e facemmo uno scherzo a Nicola, fu Pasquale per la verità, gli mise della carta intorno ai piedi e veramente eravamo terribili, gli accese la carta sui piedi che Nicola a un certo punto saltò, tutto infuriato, incominciò a volerci picchiare a tutti praticamente perché gli avevamo fatto uno scherzo brutto, Nicola? Che a un certo punto Cesare Verde, che era un uomo pacifico che stava sotto la nostra camera al piano di sotto, sentendo ste urla, sentendo sti salti che a un momento crollava il pavimento, venne sopra, ci bussò, aprì la porta e ci fece un rimbrotto, ma mai visto Cesare così arrabbiati. Basta! Basta, siete insopportabili! Ci trasferirono dal Cesare Augusto, ci mandarono in un altro albergo perché pure il direttore disse veramente Cimarosa che non può ne sta. A parte i nostri concerti, che non è inutile elencarli perché ne sono stati tanti, insomma. Sono talmente tanti e talmente dei luoghi che siamo stati che è impossibile ricordare tutto. Però delle soddisfazioni grosse che abbiamo avuto, sì, vincere dei premi che per noi sono stati fondamentali perché gratificavano al massimo il nostro lavoro. Uno di questi è stato il premio alla città di Napoli, lo Scugnizzo d'Oro. Sì, lo Scugnizzo d'Oro. Che si dava all'artista che nell'anno aveva dato maggior risalto a quello che era stata la canzone napoletana e portata in giro, fatta ascoltare, cioè come ascolto. Abbiamo vinto anche il premio De Curtis ad Anacapri, perché poi quell'anno, il primo anno, pensarono di darlo solo ad un personaggio del cinema, ma poi gli anni successivi fecero una specie di nomination a secondo dei settori artistici e per la canzone napoletana e la musica napoletana fu dato a noi. Te lo ricordi? Eccolo qua. Lo Scugnizzo d'Oro. Ecco qua lo Scugnizzo d'Oro. Con questo premio ci nominarono gli ambasciatori della canzone del Regno di Napoli. Qui ci sono tutti i CD che noi abbiamo registrato. Ti ricorderai
della città di Policinella, che però era un brano scritto da Claudio Mattone. Claudio Mattone, che fu fatto per il film Scugnizzi. Però nessuno mai l'aveva portato in televisione. Esatto, noi lo riarrangiammo. Noi lo riarrangiammo a modo nostro e a lui piacque molto. E lo portammo in televisione praticamente. In televisione a una domenica Sì. la prima volta. La prima volta. E piacque ed ebbe un grande successo. Tanto che ebbe un grande successo. Da quel momento in poi, diciamo che la città di Policinella è stata anche accostata ai Cimarosa come esecutori di quel brano. Ci chiamavano apposta per nelle fare trasmissioni per fare a città di Policinella. Eccolo qua. C'è a città di Policinella. Da questo disco, da questo CD, praticamente i Cimarosa hanno avuto tanti passaggi televisivi. Tu sei stato sempre il collante dei nostri litigi rari, quando c'erano delle discussioni un po' accese, perché quando eravamo 5 elementi, ognuno diceva la sua, poi c'era Franco. Perciò cercarono di vendicarsi quando stavamo a capo ad accendere. Noi diciamo che sfogavamo tutto su Nicola, perché Nicola era sempre forte a mantenere gli equilibri del gruppo, che in un gruppo è importante, guardate che avere un elemento che mette pace, ma noi le discussioni che avevamo erano sulle vedute, sui punti di vista delle vedute musicali, organizzative, insomma c'erano tante idee. Per esempio ti ricordi quando Franco arrestarono Enzo Tortora e ci propose di andare fuori alla Rai a legarci con gli strumenti, a cantare, a fare con i cartelli a terra e scrivere, perché Franco è stato sempre un rivoluzionario di idee, lui è stato sempre uno anche politicamente impegnato in passato prima di entrare nei Cimarosa, e quindi lui ci propose di metterci fuori alla Rai pro Enzo Tortora, a dire che lui era innocente. Non avrebbe avuto torto comunque. E noi non avevamo il coraggio di farla. Questa era una cosa che dovevamo fare, ma non per noi, per il successo, ma proprio perché era giusto andare a dire, questo io lo scrivo qui, questo episodio che ti sto raccontando l'ho scritto qui, a favore di Enzo Tortora, che era veramente un'ingiustizia mettere in mezzo per un errore giudiziario un povero uomo che poi l'hanno fatto morire dal dispiacere praticamente. Noi abbiamo fatto 3 serate al Teatro Cilea di Napoli, quando Beppe Grillo uscì con il grande successo della trasmissione Fantastico. I suoi impresari organizzarono una serie di teatrali e fecero tappa, una delle prime tappe la fecero a Napoli al Teatro Cilea, solo che all'epoca il cabaret era di 50 minuti, il teatro bisognava fare 2 tempi, quindi gli impresari di Beppe Grillo chiamarono Cesare Verde per dire: sappiamo che c'è un gruppo napoletano, se possono fare il primo tempo in 3 serate al Cileo. Noi accettammo, andammo al Cilea, la prima serata che si aprì, che noi eravamo dietro al palco, me lo ricordo benissimo, a sipario chiuso. A un certo punto, praticamente col pubblico zitto, noi terrorizzati, perché ovviamente lo spettacolo era di Beppe Grillo, si apre questo sipario piano piano e loro attaccano e io incomincio a cantare: ma voglio fare una casa mezzo mare, ma voglio fare una casa mezzo mare, canzone marinara, un brano dell'inizio dell'Ottocento. Noi pensammo: mo che succede? Alla fine di questo brano un applauso fragoroso, che la gente scoprirono i Cimarosa. Il giorno dopo sul Mattino e sui giornali venne scritto: siamo andati per vedere lo spettacolo di Beppe Grillo, abbiamo scoperto un grande gruppo della canzone napoletano. Nicola, questo è stato tutto. Noi abbiamo fatto, mi ha fatto piacere che questi ricordi li ho condivisi con te. Io ti regalo il mio libro 29 settembre 1953, che guarda caso è la mia data di nascita. Te lo regalo perché qui
e Mi fa raccolto piacere. la storia dei Cimarosa, parlo di te e di tutti i Cimarosa. E ti voglio abbracciare perché poi l'affetto che ci lega è tale. Mi raccomando, io non è che sto libro me lo metti in archivio e lo fai impolverare. Lo metto sul comodino notturno, sarà il mio incubo. Meno male. Mi raccomando amici, viva i Cimarosa, viva Sempre. la canzone napoletana e un bacio a tutti. Ciao, a presto.